Era il 1988 quando al convegno mondiale di Stoccolma nacque l'AIDS Day per richiamare l'attenzione su una malattia che fino a 10 anni fa aveva un tasso di mortalità del 98%, oggi è inferiore all'1%. Oggi da un punto di vista della terapia è molto migliorato e chi contrae l'infezione da HIV e viene scoperta in tempo, quindi in fase precoce, da qui l'invito per chi ha avuto comportamenti sessuali a rischio a fare il test. Ecco, chi viene scoperto in fase precoce non ha problemi di vita e questo è una delle più grandi conquiste che oggi la scienza ha fatto. In Veneto però negli ultimi anni si è registrato un aumento dei casi, nel 2007 320 nuove infezioni, nel 2008 348. Perché? Perché le persone in qualche maniera non si reputano a rischio, perché chi fa le terapie spesso non fa attenzione alla trasmissione sessuale, perché le persone non sanno di essere positivi e lo trasmettono inconsciamente sia uomini che donne per rapporto sessuale. Infatti gli uomini nel 70%, le donne nel 71% acquisiscono l'infezione per via sessuale, il che dimostra ancora che c'è una scarsa coscienza della propria sessualità, nel senso di maturità. La trasmissione del virus infatti avviene sempre di più a causa di rapporti sessuali occasionali, promiscui o con prostitute. Ad essere più colpite le donne e la fascia d'età dai 35 ai 40 anni. E l'età nella quale molte coppie si scindono, divorziano o comunque si separano, la ricerca di nuovi partner, femmine o maschi, diventa chiaramente un imperativo per chi ricerca compagnia e in questa ricerca ci si imbatte quindi in persone che possono trasmettere l'infezione. Visto che comunque il 30% di nuovi casi riguarda nigeriane, ghanesi, ivoriane, l'appello è di rivolgersi agli ospedali senza alcuna paura di denunce o segnalazioni. Intanto anche in Africa stanno diminuendo le persone affette da HIV. L'amministrazione Obama ha triplicato i fondi e oggi 8 dei 20 milioni di africani ammalati hanno accesso ai farmaci.